Alberto di Cadelpoggio. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Diciamo caro che il sole sta uscendo, siamo pronti per la riapertura e in quali condizioni, come ti stai organizzando? Beh, allora le ultime novità, le ultime informazioni che abbiamo ricevuto attraverso il governo e attraverso la regione ci danno uno spiraglio non molto positivo, nel senso che non abbiamo ancora una data certa per la riapertura delle nostre strutture, soprattutto quella di ristorazione, e quindi parlano del 1° giugno. La cosa è molto ma molto preoccupante. Ci danno uno spiraglio e grazie proprio a questa possibilità che è quella dell'asporto abbiamo deciso in qualche maniera di riaprire parzialmente la nostra attività, dando la possibilità soprattutto a tutti i nostri avventori, tutti i nostri appassionati, tutte le persone che ci hanno frequentato in questi anni di poter fruire lo stesso di un servizio nostro. Quindi dalla prossima settimana, dal giorno 5, inizieremo una consegna per asporto direttamente qui da noi in struttura. Naturalmente questa consegna non sarà a domicilio, ma sarà fatta proprio qui presso la nostra struttura, quindi avremo un menù dedicato che adesso attraverso tutti i canali possibili promuoveremo e speriamo di ridare uno spiraglio, un po' di vita a questa struttura che dall'11 marzo è chiusa. Come prevedi di organizzarti all'interno per i posti tavola? Beh, al momento questa cosa la stiamo valutando adesso, perché il 1° giugno è molto lontano, anche se mi auguro che ci sia un ripensamento e possiamo riaprire quanto prima. La riorganizzazione interna, stiamo aspettando delle direttive chiare e trasparenti che ci permettano di capire come dobbiamo organizzare gli spazi e come dobbiamo mettere la gente seduta all'interno della nostra struttura in piena sicurezza. In questo momento mi sento come ai piedi del muro di Cadelpoggio, vedo la luce in cima ma non mi hanno dato ancora chiaramente il vadevecum di quello che devo fare per mettermi in regola. La mia idea è quella di sicuramente ridurre i posti all'interno, quindi per dare massima sicurezza e massima trasparenza, di usare tutti quei dispositivi che possono essere messi a disposizione della clientela, che possono essere da questi gel per sanificare le mani, per pulire, per dare una organizzazione interna di piena sicurezza, ma soprattutto di usare una sanificazione più che mai metodica per la pulizia della struttura, utilizzando anche degli strumenti che magari non sono previsti, quali possono essere dei sistemi di sanificazione con dei nebulizzatori o qualcosa che possa permettere di restare in sicurezza sia chi lavora all'interno della struttura e quindi trasmettere questa sensazione ai nostri ospiti. Non vedo l'ora quanto prima di ridare anima a una struttura che sicuramente ne ha in questo momento necessità. Vedo che ti stai organizzando anche per la comunicazione e tu con Marco state facendo un grosso lavoro di comunicazione e Marco sta facendo dei piatti che mi solleticano abbastanza, però vorrei venire a mangiarli qua. Esattamente, con Marco e con tutto il mio staff, che ricordiamo, con tutti i ragazzi che credono in questo progetto come ci crediamo tutti noi, perché Cadelpoggio alla fine è diventato un progetto territoriale attraverso gli eventi, è diventato un punto di incontro dove tutti noi trasmettiamo energia e allo stesso tempo creiamo anche business. Però con Marco abbiamo deciso di aprire un po' le porte anche della nostra cucina, dando anche delle ricette, facendoli entrare e fargli capire che siamo vicini a loro più che mai, e quindi se riusciamo a fargli fare una nostra piccola ricetta anche a casa è un modo diverso per entrare nelle case dei nostri ospiti. Però come dici tu, non vedo l'ora di riavervi qua, perché oltre al fatto di mangiare noi viviamo di momenti conviviali e la tavola per un italiano è importantissima, il mangiare bene, il bere bene e trasmettere energia. Grazie Alberto, grazie per il tempo dedicatoci, in bocca al lupo e che il sole splenda. A Cadelpoggio risplende sempre il sole, però come dicevo prima siamo tutti carichi, tutti abbiamo voglia di ripartire, ma passami la parola, siamo tutti un po' delusi e oserei dire anche un po' incazzati, perché in questo momento l'energia va portata anche nel senso che vogliamo riaprire.